Amici del futsal, ben ritrovati da Campo Ligure. CDM contro Fortitudo Pomezia, partita che mette in palio punti pesantissimi. Buonasera da Pietro Mazzara e Beppe Dozio. Ciao Beppe, ben ritrovato. Ultima fase di controllo di partita, buon divertimento, è iniziata CDM Fortitudo Pomezia. Basta ad attendere, ripartire e andare in ripartenza per il CDM. Imbucata per Raubo che aveva trovato un destro libero, qui ancora Bueno a liberare il mancino, pallone che decolla oltre la traversa, dormita nella fase difensiva della CDM che si è salvata con il muro. Cuce bene Murilo, provato ad andare da Caputo che cerca lo spazio per il destro, va da Maltauro che libera la puntata mancina, chiude troppo anche perché aveva angolo di tiro ristretto, controlla Molitier. Michelangelo lo calamita sotto il destro, lo accarezza, calcia col destro, ancora Politano a farsi trovare pronto. La Foti riallarga per Giovanni che libera il sinistro, Molitier non ci mette la mano e poi controlla. Tra l'altro il ritmo della partita in questi primi minuti è importante. Intanto qui Foti non arriva all'appuntamento con il gol, gran palla da parte di Guga per il 3 che era arrivato a affari spenti, va da Buta, taglio alle spalle di tutti a parte di Giovanni da Silva che sterza, palla sul sinistro, Molitierno anche con l'aiuto di un compagno a negare la conclusione pulita alla CDM. Però Politano ci mette le mani, parata ordinaria per il numero 95 della CDM. Fatta bene intanto qui il sinistro con la chiusura di Tiaghigno che si lamenta. Ora però CDM con Murillo che cerca l'imbucata su Ortisi. Occhio che è ripartito però la Fortitudo Pomezia. Michelangelo ha cestinato la palla dello 0-1 la Fortitudo Pomezia. 2-1-1 classico per la Fortitudo Pomezia. Pallone fuori per il sinistro al volo con il gol da parte dell'ex Murilo Ferreira. L'ha sbloccata la CDM quando sul cronometro ce ne sono 5:33, cambia il parziale a Campo Ligure, ha segnato Murilo Ferreira. Sì, un blocco che manda a liberare Murillo. Sì, la palla è molto defilata ma Moliterno probabilmente la vede all'ultimo. Qui buona la scippata da parte di Foti che mette il mirino sulla porta di Moliterno, destro chiuso. Michelangelo sterza, sfrutta il blocco, fermato regolarmente da Maltauro e allora Butabusi conduce la conduzione centrale. Butabusi fino in fondo per Maltauro che non riesce a girare verso la porta, ancora viva la palla con l'azione chiusa dalla scivolata di Michelangelo. Rivediamo tutto, che cosa si è mangiata la CDM qua. Che occasione, era un 3 contro Moliterno. 3 contro Moliterno, ci è arrivato sì in condizioni precarie di equilibrio ma aveva due opzioni. 2 secondi, pallone cioppato fuori e arriva il suono della sirena. Pit stop al Palazzetto dello Sport di Campo Ligure. CDM 1, Fortitudo Pomezia 0. Decide però il gol di Murilo Ferreira. Tutto pronto e si parte con il secondo tempo di CDM Futsal contro Fortitudo Pomezia. Sono molto aggressivi qua su questo lato, quando la palla arriva a Tiaghigno, a Bueno, per tenerli lontano dalla porta. Attenzione Bueno ora. Bueno prova a saltare Guga, arrivato il destro da parte di Mattilara sul rimbalzo. Foti prova la conclusione al volo, infatti c'è la grande occasione per il raddoppio della CDM. Maltauro sterza, torna all'indietro perché gli è stata oscurata la situazione. Qui intanto vola Moliterno con la paratona sul destro violento di Foti. Butabusi fuori per Giovanni, pallone che resta lì. Moliterno a strozzare l'urlo in gola a Caputo. Si fa vedere per il lancio lungo, è stato bravissimo Ricci Schermano che poi calcia a palo. Ancora Caputo. Qua il palo. Boom, palo a salvare Moliterno. Bueno prova ad andare con il destro, bravissimo Politano con la parata spaccata. Ancora però la Fortitudo con Bueno che cerca spazio, ancora Politano presente 2 volte. Cercato Ortisi che però troppo basso il passaggio a Matteus, destro. Eccolo! Il gol del pareggio della Fortitudo Pomezia che dunque riequilibra il risultato. Ha armato la pistola Michel Raubo, pum pum pum, 1-1.
Posso dire un po' un'ingenuità della CDM, perché la palla recuperata di Matteus è veramente eclatante. Forse in questo momento è più il momento di buttarla via lunga, anzi, o uscire dalla pressione nello stretto nel momento in cui il Pomezia pressa, ma forte qui e bene l'uscita di palla da parte della CDM. Perde il pallone da Silva, che poi chiama la parata Moliterno. Ortisi sul punto di battuta, arriva la chiamata fallosa. è arrivato da Moro la chiamata. C'è un rosso, eh? No? Un rosso per un Doppio giallo Foti. espulso Foti. Sì. E questa è una situazione Però non so se era in campo prima, eh? da Matteus. Ancora Michelangelo, imbucata sul secondo palo. Che occasione per Raubo, che sfiora quello che sarebbe potuto essere il gol della partita. Mi sembra di aver visto il palo. È palo pieno. Palo pieno. Palo clamoroso di Mikel Raubo. 11. Ceppi chiama la giocata sul primo palo. Conclusione. Arriva il suono della sirena. A posto così a Campo Ligure. CDM e Fortitudo Pomezia si dividono la posta. Noi vi salutiamo dal Palazzetto dello Sport di Campo Ligure, ricordandovi il risultato finale. È finita 1-1 tra la CDM Futsal e la Fortitudo Pomezia, con i gol a decidere la partita di Murilo Ferreira e Raubo da Pietro Mazzara e Beppe Dozio. È tutto, grazie, e rimanete sempre con il grande futsal targato Serie A Quinto.